l'Unione in diretta. Torniamo in studio con l'Unione in diretta, ma una sciola non faceva suonare le pietre, insomma l'invito un po' a tornare ad occuparsi di quello. Ciao Alberto, ciao Paola, Alessiadas, non le vogliamo mettere nella bandiera, buona giornata a tutti, ci scrive Grazia. Mi sembra che questa bandiera sia proprio nettamente una bandiera da mangiare, Alberto, praticamente una bandiera da mangiare. Intanto ci prepariamo a collegarci con un ospite telefonicamente, come dicevamo prima, Alberto, parliamo di lavoro. Sì, ci colleghiamo con il segretario regionale della Confartigianato Stefano Mameli, che salutiamo e ringraziamo. Buongiorno Mameli, ben trovato. Buongiorno a voi. Buongiorno. Avete fornito dei dati davvero allarmanti sulle aziende in Sardegna, una serie di chiusure dall'inizio della crisi impressionante, che forse fanno meno rumore delle grandi fabbriche perché sono, diciamo, più diffuse nel territorio, però i numeri complessivi alla fine risultano essere molto maggiori, è così? Sì, purtroppo è così. Diciamo che per noi non è stato un fulmine a ciel sereno, perché noi già da tempo stiamo lanciando questo grido d'allarme. Come hai detto tu, Alberto, effettivamente sono piccole, è un piccolo stillicidio continuo che comunque non fa notizia, però è devastante per la nostra isola, è devastante perché coinvolge piccole imprese. Le imprese che noi rappresentiamo, le imprese artigiane in generale, sono imprese che hanno pochi dipendenti, spesso siamo sotto i 5 dipendenti, per cui c'è anche tutta un'implicazione di carattere emotivo, di carattere anche sociale in questo dramma. E per di più rispetto a adesso, senza voler fare, come dire, una guerra tra i poveri, ma rispetto anche a chi perde il lavoro nella grossa industria, a chi è costretto a chiudere magari una piccola azienda, non si trova neanche con gli ammortizzatori sociali in grado di aiutarlo, no? Sì, a parte questo, a parte che sugli ammortizzatori sociali ormai stiamo un po' perdendo le speranze perché le risorse sono veramente poche, però considerate che spesso la chiusura dell'impresa comporta la perdita del lavoro per il dipendente ma anche per l'artigiano, no? Per cui certo, è una doppia debacle, ecco. Poi le cause sono tante, sicuramente se andiamo a vedere anche i dati rispetto agli altri comparti salta all'occhio come ormai nel 2014 ad esempio l'artigianato è l'unico settore, le imprese artigiane sono le uniche che continuano ad avere saldi negativi di questo livello. Noi una risposta ce l'abbiamo data, naturalmente è tempo di crisi per tutti, però magari si sta iniziando a vedere qualche speranza. La risposta è che all'interno del comparto artigiano ci stanno tutte le imprese edili. L'edilizia è quella che è crollata, no? È quella che è crollata, è per quello che noi da tempo stiamo chiedendo interventi urgenti di diverso tipo. Intanto una cosa per noi importante è far ripartire l'edilizia, perché poi se riparte l'edilizia ripartono i consumi e naturalmente si crea lavoro per tutta la filiera. Poi quando noi parliamo di edilizia non parliamo solo dell'impresa edile, ma c'è tutta la filiera attorno, certo, da chi fa gli impianti, da chi fa i serramenti, c'è comunque attorno i falegnami, c'è tutto un mondo che ruota attorno all'edilizia e che potrebbe naturalmente dare un contributo importante anche per far ripartire l'economia. Quindi sicuramente è una cosa che noi stiamo aspettando ormai da mesi, siamo stati gli unici che con 5-6 mesi di anticipo abbiamo chiesto alla Regione di provvedere ad una proroga o comunque alla prosecuzione di quello che si chiamava piano casa. Adesso questa giunta l'ha chiamato in modo diverso, ma intendiamoci, è quello che consente anche al privato di fare piccoli aumenti volumetrici nel rispetto delle norme, ma che consente alle nostre imprese, ha consentito alle nostre imprese di sopravvivere, però ormai a novembre è scaduto adesso questo disegno di legge è in consiglio, adesso non sappiamo quando se ne riparlerà ancora, intanto nel frattempo le imprese chiudono. L'altra cosa che è stata in qualche modo anche accennata nella finanziaria di quest'anno dalla Regione è quella di un innesto, una boccata di ossigeno sulle opere pubbliche, sicuramente. Questa è una prima cosa. Che quello potrebbe essere. Immaginiamo che un altro concausa non indifferente sia la pressione fiscale, che in molti casi anche per gli artigiani sta diventando intollerante. La pressione fiscale è una delle altre concause, sia la pressione fiscale, diciamo, anche quella per esempio comunale, no? Si è parlato di Tari, Tasi, IUC, eccetera. È questo Stato che sta pian piano, tra l'altro, demandando ai comuni l'onere di poi far gravare le imposte sui cittadini e sulle imprese, ma ormai
non ci sono più risorse. Voi immaginate che c'è stato uno degli ultimi provvedimenti che colpisce le imprese edili, anche questo, che è quello del cosiddetto split payment, cioè in pratica adesso da 1 gennaio 2015 la pubblica amministrazione trattiene l'IVA che dovrebbe versare insieme, diciamo, al compenso alle imprese, per esempio, dell'edilizia. Quindi prima cosa succedeva? Le imprese edili avevano un lavoro pubblico, ad esempio in un comune, fatturava, il comune pagava il totale e l'impresa doveva poi versarci l'IVA sul percepito. Adesso lo Stato cosa ha detto? Ha detto no, l'IVA la trattiene direttamente il comune e poi quindi l'impresa la paga direttamente il comune e l'agenzia delle entrate. Poi ancora non si sa come, perché anche lì ci sono ancora una serie di decreti attuativi che devono essere emanati. Quindi l'impresa fondamentalmente si trova ad avere intanto meno liquidità subito, no? Perché non riceve quell'ossigeno. D'altro canto però si trova a dover pagare l'IVA, per esempio, per tutte le forniture che ha dovuto acquisire, perché sappiamo tutti che l'impresa edile per poter fare un lavoro ha bisogno di acquistare materie prime, no? Dal cemento ai mattoni, su cui ci deve pagare l'IVA, per cui sì, in qualche modo si trova ad avere una sorta di credito, ma non si trova ad avere liquidità sul momento, che è uno dei motivi, uno dei problemi più gravi, il fatto che le nostre piccole microimprese hanno difficoltà a accedere al credito, perché spesso non le fanno neanche entrare in banca. La cosa ancora più grave. Il quadro che si completa è ancora più grave. L'ultima cosa, prima di salutare Stefano Mameli, dalla finanziaria della regione vi aspettate qualche cosa? Noi dalla finanziaria della regione abbiamo chiesto al Consiglio, abbiamo chiesto alla Giunta, ci aspettiamo, abbiamo visto diverse promesse, alcune cose possono anche andare bene, ma noi ci aspettiamo tempi. La nostra paura, e ormai sta diventando, perché ormai febbraio si sta inoltrando, qual è la nostra paura? È che a fronte di una serie di promesse, del fatto che si possa spendere, non c'è più il patto di stabilità, quest'anno spendiamo, abbiamo un sacco di soldi da spendere, che però intanto il tempo passi, bisogna aspettare che si facciano i programmi, poi dopo che si spendano. Cioè, la nostra paura è che il 2015 passi così, diciamo, senza lasciare traccia di qualcosa di concreto, di liquidità. Ecco, questa è la cosa che noi di cui abbiamo veramente paura. L'ultima cosa, e poi chiudo, è il discorso per noi molto importante, legato all'attività dell'impresa, che è quella di avere una pubblica amministrazione che sia amica delle imprese. Una delle nostre paure rispetto alle norme regionali è che c'è adesso discussione in Consiglio la legge di riordino degli enti locali, che prevede una serie di interventi importanti e determinanti sulle stazioni appaltanti, ad esempio sulle centrali uniche di committenza, eccetera eccetera, quindi obbligando i comuni a lavorare in unione su questi temi. Però la nostra paura è che intanto non sia ancora approvata la legge, ma che soprattutto le amministrazioni locali non siano pronte, e di questo poi pagheranno dazio alle imprese. Ringraziamo Stefano Mameli, segretario regionale della Confartigianato, per essere stato con noi stamattina. Grazie. Grazie, buongiorno.